Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti a Castelgomberto. Oggi sono qui in colline della provincia di Vicenza e siccome ho visto che c'è una bella segnaletica in piazza a Castelgomberto, mi sono detto perché non proviamo a fare uno di questi sentieri. E adesso farò il sentiero che si chiama Sentiero di Primavera. Vediamo cosa ne esce, vediamo cosa succede. Siamo già in mezzo al bosco, siamo già nella natura florida e rigogliosa di questo territorio che effettivamente frequento troppo poco per i sentieri e per i cammini. Lo frequento più per le sane mangiate, però vediamo cosa ci offre oggi questo percorso di primavera. Arrivati a questo punto merita una bella descrizione. Allora, come potete vedere, ci sono un sacco di sentieri, ma veramente tantissimi indicati con le segnaletiche in tutto il percorso. Noi adesso dovremo prendere, per seguire la traccia, questo sentiero per continuare a fare il percorso di primavera. A questo punto è bene sottolineare una cosa, e questo sentiero a livello di cartellonistica diciamo che è pieno, perché la zona di Castelgomberto ha veramente un sacco di cose da vedere, un sacco di posti interessanti, punti caratteristici e tutto, però non c'è una vera e propria segnaletica sui sentieri che sono messi in bacheca che vi ho fatto vedere all'inizio. Ma c'è un però, che è molto interessante, molto moderno e trovo anche giusto e corre questi tempi. E diciamo così, in bacheca c'è un QR code dove tu puoi scaricarti il percorso dall'applicazione e stai sicuro che non ti perdi, perché la puoi seguire tranquillamente. A questo punto io devo decidere se proseguire lungo il percorso di primavera o se provare a fare una variante più su. E mi sa che oggi è una giornata buona, la gamba la sento che gira e mi sa che farò una variante di testa mia, seguendo proprio questi cartelli, questi sentieri, e vediamo cosa mi riserverà Castelgomberto oggi. È un giro proprio che sto facendo in totale scoperta del territorio. Vedo che di qua mi indica Monte dei Mori, poi ho visto che c'è comunque un sentiero che si ricollegherebbe al percorso di primavera, quindi proviamo a fare questa variante e ve la racconto nel frattempo, nel mentre. Volevo dire che se vedete l'immagine diversa dal solito è perché questa mattina avevo troppa fretta di andare a camminare e ho dimenticato la testa a casa, e quindi con la mia testa è rimasta anche la mia fotocamera. Sto facendo il video col telefono, vogliate perdonarmi, però penso che l'esperienza si riesca a percepire ugualmente, che poi è quello che mi interessa. Il sentiero verso Monte dei Mori è questo. Finalmente inizia a spingere come piace a me.
Oh là, finalmente abbiamo pendenze interessanti. Wow! Bella arrabbiata sta salita. Molto bene, a questo punto sono uscito dal bosco, dal Monte dei Mori, e a contrada Carletti mi ricongiungo praticamente con il Giro di Primavera. Quindi è una variante assolutamente bella da fare. C'è quel piccolo strappo verticale praticamente che dà un po' di sano gusto al giro. Eccoci qua, a questo punto senza la variante noi saremmo dovuti arrivare da questa strada, in verità scendendo da qua, quindi arrivando dal sentiero principale che io ho saltato. C'è un'altra bella cosa da vedere e adesso vi porto anche, poi si torna qui comunque, Voglio salire di qui per andare alla croce del Monte Ratti, poi vediamo un po' come proseguire, diamo un occhio all'applicazione, però intanto godiamoci questo percorso che, come vedete, magari la fotocamera non rende giustizia, però anche qui c'è una bella pendenza. Eccoci qui, la croce del Monte Ratti. Bene, dopo una breve pausa, una sosta corroborante in quel punto tranquillo, si torna sui propri passi, si ripercorre la strada del bosco e ci si ricongiunge al sentiero, al percorso di primavera. Quindi direi che questa variante io l'ho trovata eccellente. Veramente questo percorso ti dà la possibilità di variare e di conoscere molto bene questo territorio, di avere curiosità di immergersi nei boschi, avere curiosità di vedere cosa ci può offrire. Stamattina al bar mi dicevano che infatti c'erano un sacco di sentieri, un sacco di possibilità e basta solo essere un po' curiosi e lasciarsi trasportare dalla bellezza, dall'incanto di questi boschi e di queste colline. Vedete, io oggi non volevo fare grandi dislivelli, avevo solo voglia e piacere di fare strada e vi dirò che camminare così con questi percorsi posso fare chilometri e chilometri, salite interessanti, punti pianeggianti, tratti di bosco, è veramente vario e a me questo tipo di sentiero piace particolarmente, insomma, quindi camminerei ore così. Dai che adesso ci ributtiamo nel sentiero principale e vediamo cosa ci riserva ancora.
Bene, ci rimettiamo nel sentiero, torniamo verso Contracarletti e poi proseguiamo per il tracciato vero e proprio. Come vi dicevo prima, eccoci tornati a questo punto. Torno verso Contracarletti. Questa qui è Contracarletti. Da qui arriverebbe il sentiero percorso di primavera. Noi scendiamo di qua. La parte di là ci siamo tornati solo perché volevo farvi vedere la croce. E adesso si scende di qua. Non è segnalato, però nell'applicazione non ci si perde, insomma. A questo punto si esce dalla mulattiera militare, si prende la strada asfaltata sulla sinistra e si prosegue di qua. Non c'è nessun cartello che indica il percorso, però dalla traccia mette di qua, quindi io adesso la seguo pedissequamente. A questo punto lungo la strada ci porta in questo sentiero. C'è da prendere questo. Comunque sì, al di là dell'applicazione che ti indica come fare, sarebbe molto gradito avere una segnaletica un po' più presente in loco, insomma. Ci si rimette di nuovo in una strada asfaltata, quindi un po' confusionario qui il percorso, migliorabile. Arrivando dalla strada asfaltata si arriva qui, si segue il 200 per sottoriva. Ragazzi, anche qui nessun segnale, nessuna indicazione, però si sale di qua. Eccoci qua, a questo punto troverete questa segnaletica. Una ti riporta su alla croce del Monte Ratti e Comon. Quindi questo vi fa capire che io potevo scendere anche direttamente da qualche sentiero in mezzo al bosco, però io ho preferito tornare su quello che è il percorso iniziale. Adesso qui si prosegue per Contramotto e si va giù di qua. È un bel sentiero, peccato solo che manchi solo di segnaletica fissa sul percorso.
Eccoci tornati in piazza Marconi, da dove siamo partiti questa mattina. Castel Gomberto in tutto il suo splendore. Come potete vedere ci sono i QR code dove potersi scaricare tutta la mappa del percorso. Allora, sicuramente molto bella l'idea. Sicuramente il percorso bellissimo, molto vario, bello, devo dire, apprezzo tantissimo. Però non lo so se questa scelta di non segnalare fisicamente in loco lungo il percorso tutti quanti i sentieri sia vincente, e mi spiego subito il perché. Allora, io voglio farmi il giro per apprezzare il territorio, per godere il paesaggio, le bellezze, così. Non posso stare tutto il tempo con il cellulare in mano a cercare l'indicazione, non è ammissibile. Quindi basterebbe veramente un niente affinché questo percorso diventi veramente un must della zona. Dispiace perché è stato fatto, si vede, un bel lavoro, manca la ciliegina sulla torta, e io auguro sinceramente a chi ha fatto questo percorso di riuscire ad organizzarsi per renderlo veramente stupendo. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, vi chiedo come sempre un bel like, di iscrivervi al canale e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao ciao!